Buonasera a tutti amici da Napoli l'87 e forza Napolese. Voglio morire, voglio morire. Perché non si può, 17 tiri in porta, non si riesce a fare gol, 17 tiri in porta e non si riesce a buttare chi Lucacchi e i palloni rinda a porta. Ma se mi cacchio fanno un gol, 25 attaccanti e non facciamo un gol, nemmeno miezza. Poi non capisco, tutto il Cagliari schiacciato in difesa, voglio. Cioè, in porta c'avevano tutta la difesa schierata, o portiere. Come si fa? Ma come si fa, voglio? Come si fa? Come si fa? È quello che dico io. A noi ci mancano bomber là avanti, con tutto, con voglio bene a Mertens, fa delle grandi giocate e tutto, però voglio fisicamente non può competere con attaccanti, con difensori alti, di statura più grande di lui, non ce la fa, non è cosa sua. Poi vabbè, metti Llorente dentro, voglio, sì, per quanto può essere bravo a proteggere palla, però nel girarsi comunque è lento. Sì, e l'abbiamo visto nelle scorse partite, ha fatto bene, ha fatto tanti gol. Però anche lui, se si trova tutti i difensori accerchiati, fa fatica, fa fatica. Oggi, vabbè, un Cagliari ha avuto pure lo, cioè, un mazzo rutto, uno tiro in porta hanno fatto, uno nello specchio della porta hanno fatto gol. Hanno fatto gol perché? Perché noi eravamo tutti sbilanciati in avanti per cercare il gol della vittoria. Invece abbiamo pigliato il gol della vittoria. E quello è bello che l'abbiamo pigliato. Abbiamo pigliato a chi lui servizio. Sì, l'abbiamo preso a quel servizio. Voglio. Se vuoi vincere un campionato, queste partite qua non le sbagli, non le puoi sbagliare. Ovviamente non è una critica cioè per dire ormai è finito il campionato è lungo, sì, però voglio, siamo a quattro partite, alla quinta partita di campionato e già due sconfitte e soppese, cioè per vincere un campionato una squadra ne perde massimo 4 o 5 di partite, noi già ne abbiamo perse due. Che significa? Che non ci possiamo permettere più di perdere altre partite. Stiamo perdendo terreno. Juve e Inter corrono, vanno. E noi perdiamo terreno così. Non ci possiamo permettere di perdere queste partite. Non ci potremmo permettere proprio. Voglio. Mannaggia la miseria, Mario lui che sbaglia là, poi poco concreto, voglio, perché l'occasione l'abbiamo avuta, ma se non ancora nella porta, voglio, ma che se non ancora, io non lo so, ma addrizzatevi i piedi, gli altri da cacca meccanica, facete per la pressa, ha capito la pressa, che è là che schiaccia, facete per la drizzare un po', così quando andate in campo magari la pigliate la porta. Mamma mia, Koulibaly, vabbè, Koulibaly è difensore, cioè Koulibaly e Manolas che fanno i difensori si dovevano improvvisare attaccanti a volte perché gli attaccanti che teniamo guagliù, fisicamente sì, Milik e Llorente sono buoni attaccanti, però guagliù, non c'hanno quella, come posso dire, non vedono la porta come un attaccante, come dicevi, come Icardi, come Higuain. A noi ci siamo mancati, cioè ultimamente ci mancano attaccanti del genere, secondo me, con tutte che Llorente è forte, non è scarso, non è Pingo Pallino, è un giocatore di esperienza come Milik è forte, sì, Mertens è un grandissimo giocatore, però Mertens va in difficoltà quando trova la difesa tutta alta e schierata. Cioè, a dove vai? A dove vai? Fisicamente è venuto a petto, con tutto che voglio bene. Cioè, abbiamo fatto fatica, voglio, abbiamo fatto fatica. Poi era vero che il Cagliari si è messo parcheggiato con il pullman annanzi alla porta e per fare gol, nemmeno Gesù Cristo faceva gol là. Quello è anche vero. Però voglio, non si può sbagliare tutti, che lì palla gol, 17 tiri in porta e nemmeno un gol. Poi abbiamo pigliato pure di palla esterno, vabbè. Pure la sfortuna, cose che non c'ha la Juventus, ce l'abbiamo noi. Mettici pure questo. Poi al primo contropiede che fa il Cagliari, c'ha la botta in, come sempre, è sempre così. Il Napoli, primo contropiede che piglio o primo tiro in porta che viene dalla squadra avversaria, piglio gol, Castro c'ha incastrata in Castro. Devo fare comunque i complimenti al Cagliari per la partita d'attesa che ha fatto, perché ha fatto una partita d'attesa, non è che abbia creato chissà che, però il Cagliari ovviamente è venuto a Napoli, al Cagliari le bastava un pareggio a Napoli. Invece così facendo, va giù, perché noi eravamo proprio tutti sbilanciati avanti per cercare la vittoria, ovviamente. Ci hanno punito in contropiede. Che là? Voglio, mannaggia la miseria, voglio morire veramente, voglio morire. Stanotte non dormo, tengo l'incubi.
non si può perdere così, ah. E che maronna, mannaggia la miseria. Vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello87. Buonanotte a tutti amici da Napoliello87 e forza Napalessa!